Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Catania non ancora domato l'incendio in un impianto di rifiuti alla zona industriale. Intanto cresce la preoccupazione per il danno ambientale. 2 i vigili del fuoco rimasti intossicati nelle operazioni di spegnimento. Scivola dal gommone e finisce sull'elica, morto un ragazzo di 20 anni. L'orrore a Mondello, nel palermitano, sotto gli occhi degli amici. Un suicidio annunciato al TG Sicilia l'avvocato della famiglia di Stefano Argentino, l'omicida di Sara Campanella, morto suicida in carcere. Aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità. Giovanni Pecoraro, accusato di aver ucciso con diversi fendenti Francesco Dino a Prizzi, soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Emergono nuovi particolari sull'omicidio del bracciante di 57 anni. Per gli inquirenti dietro il gesto potrebbe esserci la premeditazione per vecchi rancori. La notte di San Lorenzo è la notte dei desideri, stasera tutti col naso all'insù per esprimere i desideri che si sa non vanno rivelati. E poi il calcio, festa, musica e gol al Barbera per l'amichevole di lusso tra il Palermo e il Manchester City. I rosa perdono 3-0, ma Inzaghi è soddisfatto della prestazione dei suoi contro i cugini d'Oltremanica. E poi la Serie C, amichevole con uno show all'americana stasera al Massimino per il Catania contro i maltesi della Valletta. Guardano già la Coppa Italia Siracusa e Trapani, impegnati a definire le ultime operazioni di mercato. Dunque, ben trovati al TG Sicilia. Inferno alla zona industriale di Catania. L'incendio in un impianto di rifiuti non è stato ancora domato e forse serviranno altri 2-3 giorni. Intanto cresce la preoccupazione per il danno ambientale. 2 i vigili del fuoco intossicati nelle operazioni di spegnimento. Tonino De Mana. Brucia ancora e serviranno almeno 2-3 giorni per avere ragione delle fiamme che hanno incenerito un impianto che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla Quinta Strada, nella zona industriale di Catania. Coinvolte 2 aziende, l'Etna Global Service ed Ecolandia. Nell'incendio 2 vigili del fuoco sono rimasti intossicati. Il rogo sta interessando rifiuti e materiale di scarto e da oltre 24 ore impegna i vigili del fuoco che stanno intervenendo con mezzi speciali, mentre il comune di Catania ha messo a disposizione numerosi autobotti. Presenti anche Protezione Civile, un'ambulanza fissa del 118 ed che sta effettuando controlli per verificare la qualità dell'aria ed il cui esito dovrebbe essere comunicato nelle prossime ore. Ingente il danno ambientale sia per l'estesa area compromessa ma anche per il diffondersi nell'aria della temuta diossina. La zona, come vedete, è off limits per consentire gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Sull'inferno alla zona industriale si registra l'allarme dei sindacati. Ci preoccupa seriamente per la salute dei lavoratori che operano nella zona industriale e per i cittadini. Abbiamo la necessità di capire dalle amministrazioni se c'è un rischio serio per tutta la popolazione. Purtroppo è una situazione che allarma un po' tutta la Sicilia. Adesso preoccupa anche la diossina che si sprigiona nell'aria. Non possiamo sottovalutare quello che è accaduto, facciamo sempre continui appelli affinché i corpi di polizia, di vigili del fuoco possano essere aumentati. Ormai le emergenze sono all'ordine del giorno. Nube tossica ben visibile da molti punti di osservazione di Catania, mentre si indaga sull'innesco probabilmente avvenuto per sfregamento di materiali ferrosi. E a Camporotondo, nel catanese, rientrano a casa le 60 famiglie costrette a lasciare in fretta e furia le rispettive abitazioni per il vasto incendio scoppiato venerdì scorso in un terreno già sequestrato per discarica abusiva. Alcune persone hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti o amici. Il sindaco Filippo Rapisarda ha revocato l'ordinanza di evacuazione. Sulla vicenda però indaga la magistratura, che dovrà accertare le cause del rogo. E cambiamo argomento. Un'indagine è stata aperta dalla Procura di Palermo per l'incidente che ha visto morire a Mondello Simone Latorre, 23enne ucciso dalle eliche di un gommone dopo essere scivolato in acqua. Orazio Longo.
Il gommone bianco è fermo davanti alla motovedetta della Guardia Costiera con gli inquirenti che sono ancora a bordo per le verifiche del caso. Più in là i parenti e gli amici di Simone Latorre, distrutti dal dolore increduli. La tragedia si è consumata in pochi attimi a Mondello, nel palermitano. Simone, 23 anni, secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del natante di 9 metri, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, finendo risucchiato nelle eliche del motore e riportando gravissime ferite al torace. Attimi di tensione e di terrore. I ragazzi che avevano noleggiato il gommone avrebbero subito spento il motore per recuperare il corpo del ragazzo, che è poi stato portato a riva nel Molo Vecchio di fronte alla piazza. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma i soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Simone è morto per la forte perdita di sangue provocata dalla gravità delle ferite riportate nell'impatto con le eliche. Sul posto anche la polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Il natante è stato sequestrato. Sull'incidente la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. Il medico legale ha eseguito un'ispezione sul corpo del 23enne, mentre gli amici della vittima sono stati sentiti dagli investigatori che stanno cercando di capire se si sia trattato di una manovra sbagliata di chi guidava il gommone o di un semplice incidente. Non è la prima volta che nel mare di Mondello succedono fatti così gravi. Nell'agosto del 2011 il 22enne Paolo Baglione aveva perso la vita scontrandosi contro un'elica del gommone dopo essere caduto in mare. E a Messina è scattata l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne di Noto, accusato di aver ucciso Sara Campanella. L'avvocato parla di suicidio annunciato. Settimana prossima l'autopsia sul corpo. Francesco Triolo. Era chiaramente un suicidio preannunciato. La perizia psichiatrica l'avevamo chiesta in tempi non sospetti e nessuno ce l'ha mai data, non c'è stata concessa. Adesso ci saranno delle responsabilità che chiaramente andranno accertate. Le parole dell'avvocato Giuseppe Cultrera, legale della famiglia di Stefano Argentino, fanno comprendere come sarà aperto un nuovo capitolo di una tragedia che ha distrutto 2 famiglie. Sul suicidio nel carcere di Gazzi a Messina del 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo è stata aperta un'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone: la direttrice, la vice direttrice dell'istituto di pena, la responsabile del trattamento e il pool di esperti tra psichiatri e psicologi che avevano in cura il giovane. Tutti hanno ricevuto un avviso di garanzia, procedura standard in questi casi. La procura diretta da Antonio D'Amato vuole accertare perché al giovane è stata tolta l'alta sorveglianza che aveva sino a 15 giorni prima. Intanto però dall'informativa dei carabinieri emergono sempre più nuovi dettagli sulla vicenda. Gli investigatori hanno ricostruito tutto e dall'analisi di telefonine e computer di Argentino si evidenzia la sua ossessione tramutata in odio e sede di vendetta nei confronti della 22enne di Misil Mary, così come il suo piano sin dall'ottobre 2024, uccidere la ragazza e poi suicidarsi. Martedì il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariarò conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino, che sarà effettuata all'obitorio del Policlinico. Palermo, 2 uomini di 35 e 27 anni ieri sera si sono presentati al pronto soccorso del Bucchieri La Ferla con alcune ferite da coltello. I carabinieri, che hanno aperto un'indagine, hanno accertato che i 2 avrebbero preso parte a una rissa in Corso dei Mille. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la lite. I 2 feriti si sono però rifiutati di collaborare. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare chi abbia preso parte appunto alla rissa. Un omicidio premeditato, quello di Francesco Dino, questo almeno secondo le prime ipotesi, ma gli investigatori si riservano di interrogare l'aggressore. In stato di fermo al momento a Trapani c'è Giacomo Pecoraro, il giovane accusato di avere accoltellato giovedì scorso a Prizzi il bracciante agricolo. Pecoraro ieri è stato bloccato mentre fuggiva dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Laura Spanò. Vecchi rancori mai sopiti quelli tra il bracciante Francesco Dino di Prizzi e Giacomo Pecoraro di 26 anni di Palazzo Adriano, rancori acuiti probabilmente anche dallo stato di salute del giovane che pare soffrisse di disturbi psichiatrici. Giovedì poi l'omicidio. Pecoraro ha colpito con diversi fendenti la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione, colpi che non hanno lasciato scampo al bracciante. Trasportato in soccorso al civico di Palermo, è deceduto prima del suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate.
Pecoraro era invece fuggito facendo perdere le sue tracce. Erano state allertate tutte le compagnie di carabinieri, non è escluso che già i militari dell'Arma sapessero dove il giovane si stava dirigendo e sabato, dopo 2 giorni di fuga, sono andati a colpo sicuro. Il giovane è stato rintracciato e tratto in stato di fermo dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Al momento il movente per questo omicidio sarebbe quindi la vendetta covata da tempo dall'aggressore nei confronti della vittima, che alcuni anni fa, dopo un litigio, aveva presentato denuncia ai carabinieri nei confronti del giovane. La sorella di Francesco Dino ha raccontato che Pecoraro aveva tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello a Prizzi, lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo, fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Un racconto questo che rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, legale della famiglia della vittima. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. Pietro Lo Monaco, dirigente calcistico 70enne, originario di Torre Annunziata, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava la propria auto nel Palermitano. L'ex dirigente del Catania avrebbe perso il controllo della propria auto per cause ancora da accertare, riportando diverse ferite. Avrebbe alcune costole fratturate. Il dirigente è stato trasportato in ospedale. Attualmente Lo Monaco sta aiutando l'Enna Calcio nella composizione della squadra del campionato di Serie D. L'Etna nuovamente in eruzione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che questa mattina si è formata una colata lavica a quota 3000 metri con l'apertura di una bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso si dirige in direzione sud. Sono in corso rilievi. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a quota 2800 metri tra il cratere Voragine e quello di nord-est. Non c'è emissione di cenere, l'aeroporto di Catania resta operativo anche se c'è un'allerta voli al momento arancione. Con il via libera dell'Assemblea dei Soci della GESAP è stata avviata la privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Netto no dei sindacati uniti, plauso del sindaco Lagalla e del governatore Schifani. Orazio Longo. No alla privatizzazione di GESAP senza un preventivo confronto con i rappresentanti dei lavoratori. È la posizione dei sindacati uniti contro l'annuncio della decisione presa dall'Assemblea dei Soci della società che gestisce lo scalo palermitano di privatizzare di fatto l'aeroporto Falcone Borsellino con il via libera a procedere alla ricerca di un advisor, un consulente, chiamato a valutare il prezzo di vendita, le condizioni di mercato e le migliori opzioni. Iniziare l'iter di privatizzazione senza completare gli investimenti alle infrastrutture e senza un piano industriale chiaro sarebbe come valutare una casa ancora in fase di ristrutturazione, quindi svalutandone il reale ed effettivo valore. GESAP deve decidere quante quote vendere. Intanto il sindaco di Palermo Lagalla, socio di maggioranza con comune ed ex provincia, si è detto soddisfatto dell'operazione che fa esultare anche il governatore Schifani, che seppur non abbia quote dirette come ente regione, promette un investimento da 14 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per accompagnare la modernizzazione dello scalo. Noi chiediamo da mesi di aprire un tavolo, un confronto serio, considerando l'aeroporto di Palermo un biglietto da visita di chi entra nella città di Palermo. Ma la sfida delle privatizzazioni rimane fronte aperto in tutti gli scali isolani. A Catania si attende il via libera da governo e ENAC per pubblicare la manifestazione di interesse preliminare alla vendita. E parliamo di estate e turismo. C'è chi sceglie la Sicilia più autentica anche grazie al racconto social di Nicolas, giovane di Salemi che da New York ha riscoperto il fascino della sua terra e ha fatto da tramite via web con gli americani. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Quando venivo in vacanza mi sedevo a casa, mia madre mi preparava, mio padre mi portava cose dell'orto, 15 milioni di visualizzazioni. Da Salemi, piccolo gioiello della Sicilia occidentale, a New York il ritorno per riscoprire dall'altra parte dell'oceano quanto la Sicilia abbia da raccontare e da offrire. In America, per quanto bella può essere, non riesci a trovare
qualcosa così, vulcano, il mare, ma anche il sapore della verdura che cresce qua, del pomodoro. La storia di Nicola Scalia, 35 anni, è quella di tanti giovani che lasciano la propria terra per imparare l'inglese all'estero e aprirsi a nuovi orizzonti. Lavoro in ristoranti, cameriere, bartender, tutto quello che c'era da fare. Londra, Madrid, Miami, fino a New York, dove ha trovato il successo e la nostalgia. E così è nata, diciamo, l'idea di Visit Sicily. Ho visto quanto siciliani c'erano in America, devo iniziare a fare il ponte tra gli Stati Uniti e la Sicilia. Tra un video e l'altro, Nicolas, con la sua pagina Visit Sicily, quasi 700.000 follower, è diventato un ambasciatore non ufficiale ma assolutamente autentico della Sicilia in America. Faccio video, diciamo, di tutti i generi, anche video di cultura, divertenti, lingua, tutto, cibo. Io per dire sono andato a Google, vado a prendere un piatto di pasta e quello era di Catania e io subito esco il telefono e io ho fatto il video. In 2 minuti già lo metto su, non faccio tanto editing. Cos'è che gli americani poi cercano quando vengono in Sicilia? L'autenticità, vogliono vedere le cose vere, li ho presi per il cuore perché magari hanno avuto un nonno, una nonna che cucinava delle cose alla stessa maniera, facendole vedere la gente come si emoziona. Quanti anni che stai in Australia? Anche il turismo si reinventa e oltre alle classiche visite guidate, l'ultima tendenza è quella delle esperienze. Le esperienze che piacciono agli americani sono quelle familiari. Faccio venire i clienti a casa mia, dentro casa mia, con mia madre e mio padre. Gli facciamo fare i cannoli, gli facciamo fare la pasta, la busiata. C'è chi vuole venire qua e non vuole il lusso, vuole più rurale. C'è chi certamente vuole... Quindi non saprei, lasciamola per com'è, la Sicilia. E poi la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri, quindi stasera tutti col naso all'insù per esprimere i desideri che si sa non vanno rivelati. Tonino De Mana. La notte di San Lorenzo è la notte dei desideri. La tradizione vuole che tra il 10 e l'11 agosto tutti siano rivolti con lo sguardo all'insù, magari trascorrendo una serata in spiaggia o in montagna per ammirare lo spettacolo dello sciame delle Perseidi. Questo il termine scientifico. Per ogni stella cadente un desiderio. Ma quale? Sono tedesca, ma voglio essere italiana. E perché? Perché è una dolce vita, mi piace la vita culturale. Dovesse vedere una stella cadente, un desiderio? Ma ce ne sono un paio, sicuramente di realizzarci sia a livello lavorativo che familiare. La fine che c'è con Ciglio Gazza. Se vedi cadere una stella? Esprimo un desiderio. Quale? Beh, lo devo pensare tutto il giorno ancora per pensarci. Un desiderio per la tua Catania? Ma niente, che diventi sempre più bella, ricca di turisti e basta. Tanti desideri variegati e tante risposte silenziose. Perché? Presto detto. Vedessi una stella cadente, un tuo desiderio? E non si dice, se no non si avvera. Esprimo un desiderio. Quale? Non posso dirlo, se no non si avvera. No? E adesso la musica, doppio appuntamento in Sicilia per De André canta De André Best of Estate 2025. Cristiano De André atteso a Zafferana Etnea e Marina Di Modica per 2 ore e mezzo di concerto dedicato al meglio del repertorio del padre Fabrizio. Roberta Lunghi. C'è un filo rosso che lega le canzoni di mio padre dalla prima all'ultima, che solo l'amore, la compassione e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Buon concerto! Da eredità pesante a condivisione e orgoglio, Cristiano De André canta il padre Fabrizio con amore e convinzione. La sua figura sul palco è forte e credibilissima, tanto da aver incantato il pubblico di tutta Italia con De André canta De André Best of Estate 2025. Un ennesimo omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora attuali per gli argomenti trattati. I temi sono vari, si parla del sociale, si parla di politica, si parla del potere, dell'amore, della guerra e tanti temi a lui cari. Fuori in carcere un anno fa, qua ricetta caccici della compagno di cella ci ha dato mamma. 2 gli appuntamenti in Sicilia, il 12 agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e il 13 agosto all'Auditorium Mediterraneo di Marina Di Modica per 2 ore e mezza di concerto dedicato al meglio del repertorio in una summa difficile da comporre dopo i 4 album De André canta De André. È sempre difficile riuscire a fare una scaletta con le sue opere perché vorresti cantarle tutte.
Grandi musicisti sul palco di questo spettacolo voluto da Cristiano, abile interprete, cantautore, straordinario polistrumentista e figura carismatica. Gli chiediamo se Cristiano canterà anche se stesso, ma per quello bisognerà aspettare, forse anche solo fino a febbraio. Sto scrivendo il 9° disco mio, che è quasi pronto, e mi auguro di presentarlo a Sanremo l'anno prossimo, poi con un mio tour di canzoni mie, ecco. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, festa, musica e gol. Il Palermo perde 0-3 contro il Manchester City, ma nella grande amichevole del Barbera Inzaghi è comunque soddisfatto. È stata una serata magica. Il servizio. Al di là del risultato è stato comunque un successo. Al Barbera, nell'amichevole dell'estate tra il Palermo e il Manchester City, non c'è stata storia calcistica. La formazione di Guardiola ha vinto 3-0 graziando anche i siciliani, ma sicuramente un applauso particolare va ai 35.000 spettatori che hanno affollato il Barbera per quella che è stata una festa, sia prima che dopo. Dalla presentazione della squadra all'esibizione di Ross Willian in campo non c'è stata gara. I marziani del City hanno schiacciato il Palermo, che si è comunque reso pericoloso in un paio di circostanze, e di Ceccaroni infatti la prima palla gol. Poi però sale in cattedra Haaland ed è il suo il primo gol della serata. Applausi anche dai tifosi rosanero. Nella ripresa al 14° il City raddoppia con un destro da dentro l'area di Reinders. Inzaghi a questo punto dà spazio a ben 6 cambi. I nuovi sono motivati. Al 17° Leduaron manda alto di poco con una scivolata davanti al portiere. Poi ancora Reinders per lo 0-3 definitivo. Festa finale è City che vince il trofeo Anglo Palermitan Trophy, ma il Palermo ha comunque assaggiato una serata di grande calcio. È stato fantastico quando siamo arrivati, quella marea rosa, tutto lo stadio pieno, quando siamo entrati in campo per la presentazione, veramente da pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna, una grande possibilità, mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto insomma, che pubblico, che società abbiamo alle spalle, per cui dovremo cercare di pedalare, però penso che la partita di stasera abbia dimostrato che la squadra c'è. Adesso per il Palermo gli impegni ufficiali: sabato rosanero a Cremona in Coppa Italia. Il Catania si presenta ai suoi tifosi stasera all'amichevole con show all'americana per alzare il velo sulla nuova squadra, concentrati sul primo impegno di Coppa Siracusa e Trapani, che devono ancora operare qualcosa sul mercato. Francesco Triolo. Da un lato il fronte mercato che oggi regala il rinnovo al 2027 di Ciccerelli, ma soprattutto l'arrivo del trequartista Michele D'Ausilio dall'Avellino, mentre stasera si alza il sipario sul nuovo Catania, la presentazione con show all'americana e poi l'amichevole con la Valletta, che rappresenta la prima uscita dei rossazzurri al Massimino, è il clou di questa domenica d'agosto. Amichevole, passerella, d'accordo, ma c'è curiosità per vedere all'opera la squadra di Toscana, insieme anche diverse aspettative positive per la prossima stagione. L'integrazione dei nuovi con la vecchia guardia, la potenzialità offensiva, il modo come dovrà girare il centrocampo sono tutti spunti su cui si presterà quell'attenzione tipica di inizio stagione. Il via alle 19:30, il calcio di inizio alle 21. Continua a cedere il Trapani, la società granata sta lavorando molto sul calciomercato in uscita perché deve sfoltire tanti giocatori in esubero che ha in rosa. Uno di questi è il portiere Seculin, che è rientrato dopo il prestito dello scorso anno al Modena e che resterà in Emilia perché è stato ceduto a titolo definitivo alla Reggiana. Ufficiale anche l'addio del trequartista Ruggero. Il Trapani ha comunicato il trasferimento in prestito al Cerignola e per lui si tratta di un ritorno, visto che Granata lo scorso gennaio lo acquistarono proprio dai pugliesi. La squadra di Totò Aronica invece è ormai concentrata sul primo impegno e alla prossima settimana si fa sul serio. Domenica 17, con inizio alle 18, primo turno di Coppa Italia sul campo del Picerno. In casa Siracusa l'allenamento congiunto di ieri pomeriggio con il Melilli di eccellenza ha dato buone indicazioni al tecnico Marco Turati. Gli azzurri a Canicattini si sono imposti 5-1 mostrando progressi dal punto di vista fisico e del gioco a conclusione del mini ritiro. La squadra adesso è concentrata sul primo impegno ufficiale, quello di sabato prossimo a Foggia, per il primo turno di Coppa Italia. Il gruppo si ritroverà lunedì dopo la giornata di riposo concessa per oggi dallo staff. Sul fronte mercato, Turati conta che in settimana possa aggiungersi qualche tassello per ampliare l'organico. E per questa edizione è tutto, il TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per averci seguito e buona serata.